Buonasera, benvenuti a TG Sicilia. Vediamo insieme le principali notizie. C'è la prima condanna per lo stupro alla Villa Bellini di Catania. 12 anni e 8 mesi all'egiziano che ha abusato per primo della tredicenne, gli altri 4 del branco giudicati con il rito ordinario. Aggredita 33 volte in un anno prima di essere bruciata viva. Sono le motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo l'ex fidanzato di Roberta Siragusa. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il padre che ad Agrigento ha accoltellato la figlia di 37 anni, ferendola al braccio e all'addome. L'uomo è sorvegliato in ospedale. Nella sentenza manca il nome dell'imputato. A Palermo processo da rifare. In un procedimento d'appello per mafia i giudici dimenticano nelle motivazioni di scrivere il suo nome. A Solarino, nel Siracusano, i miagolii di un gatto salvano una famiglia sorpresa nel sonno da un incendio, ma l'eroico felino purtroppo non ce l'ha fatta. A Catania è inaugurata la 4ª isola ecologica, tappa importante per migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti che in città stenta a decollare. L'assessore Pesce, sconto sulla Tari per chi deposita i rifiuti. Calcio, Tour de Force per il Catania che domenica contro il Latina inizia un trittico di gare che può rilanciarlo in classifica. Scelte obbligate in mediana per Toscano che dovrà dosare le energie. Bentrovati. In apertura lo stupro alla Villa Bellini di Catania, pesante condanna per l'egiziano maggiorenne ritenuto colpevole della violenza sessuale di gruppo nei bagni pubblici. Il giovane nordafricano dovrà scontare 12 anni e 8 mesi di reclusione. Il PM ne aveva chiesto addirittura 14. Tonino De Mana. Arriva la prima condanna per lo stupro di Villa Bellini ed è una vera batosta per il giovane egiziano accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una tredicenne il 30 gennaio scorso nei bagni del giardino pubblico. In mattinata il PM aveva chiesto la condanna esemplare di 14 anni, poche ore dopo il GUP Giuseppina Montuori ha inflitto 12 anni e 8 mesi di reclusione. In dibattimento l'imputato aveva rilasciato dichiarazioni spontanee parlando inizialmente in italiano e poi in arabo con la traduzione di un interprete, ma evidentemente la testimonianza non è riuscita a smontare le evidenze dell'accusa. Il giudice ha condannato l'imputato al pagamento di 50.000 euro come provvisionale ai genitori della minorenne e 20.000 euro alle parti civili, tra cui il fidanzato della vittima, oltre al pagamento delle spese processuali. Dopo aver scontato la pena, l'imputato per 2 anni non potrà avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori. Altri 4 maggiorenni sono a processo con rito ordinario davanti alla seconda sezione del Tribunale Penale di Catania, mentre 2 egiziani non maggiorenni sono invece a processo davanti ai giudici per i minorenni. Determinanti nelle 2 inchieste sono state le dichiarazioni della tredicenne e del suo all'epoca dei fatti fidanzato che hanno denunciato la violenza e successivamente riconosciuto gli aggressori. L'omicidio di Roberta Siragusa, le motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo l'ex fidanzato. La giovane avrebbe subito 33 aggressioni in un anno prima di essere uccisa. Orazio Longo. Secondo i giudici l'imputato era capace di intendere e di volere e nessuno degli elementi concilia con l'ipotesi difensiva della morte accidentale. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione che lo scorso luglio ha condannato Pietro Monreale all'ergastolo per l'omicidio della 17enne Roberta Siragusa. Dalle chat estrapolate dal tecnico informatico, non dal cellulare della ragazza che non è stato mai trovato come i vestiti indossati dall'omicida, risulta che in un anno la giovane avrebbe subito 33 aggressioni. Lei ne parlava con un amico a cui mandava anche le foto dei segni sul corpo. L'omicidio è avvenuto a Caccamo, in provincia di Palermo, la notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2021. La giovane è stata colpita al volto più volte dal ragazzo di 19 anni che faceva kickboxing. La Suprema Corte ha confermato la ricostruzione dell'accusa che così dice: Roberta Siragusa, dopo essere stata colpita, è caduta al suolo sulla piazzola all'interno del complesso sportivo di Caccamo. Cosparsa di benzina è stata deliberatamente arsa viva. La fiammata si è propagata con l'effetto miccia lungo uno scia di carburante che Monreale ha linearmente sversato al suolo. Dopo l'omicidio ed essersi liberato del corpo abbandonato in un dirupo, Monreale mandò un messaggio a un amico per giocare online alla PlayStation. L'imputato dovrà risarcire e pagare le spese processuali delle parti civili, tra cui la madre, il padre, il fratello e la nonna di Roberta.
È stato arrestato Gaspare Priolo, 71 anni, con l'accusa di tentato omicidio dopo che all'alba ha accoltellato la figlia 35enne nell'abitazione del villaggio Peruzzo ad Agrigento. Davide Sardo. Gaspare Priolo è adesso piantonato in stato d'arresto all'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. La procura gli contesta il tentato omicidio della figlia, anche lei ricoverata con ferite alle braccia e all'addome, ma fuori pericolo di vita. Il padre, 71 anni, ex dipendente dell'azienda sanitaria, l'ha accoltellata più volte, ancora inspiegabilmente. Non è trapelato nulla sul movente, l'uomo verserebbe in precarie condizioni di salute. È accaduto all'alba, alla periferia a sud di Agrigento, al villaggio Peruzzo, tra il mare e la Valle dei Templi. La donna, Sara, operatrice olistica a Catania e appassionata di musica, è stata sorpresa a letto. È riuscita a scappare, a bussare ai vicini di casa, macchiando di sangue il pavimento ovunque. È stata trovata a terra, sanguinante. Anche il padre, disteso con una ferita alla testa, è stato preda di un malore, forse sarà caduto e ha sbattuto. La città è ancora una volta scossa dalla violenza tra le mura domestiche, appena 2 giorni dopo i funerali di Patrizia Russo, vittima delle coltellate del marito. A Catania un bambino è stato colpito da una grossa lastra di marmo mentre passeggiava con la mamma in via Gabriele D'Annunzio. Il ragazzino, trasportato d'urgenza al policlinico, ha riportato un lieve trauma cranico ed una ferita alla gamba. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, la polizia e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la facciata del palazzo da dove appunto si è staccata questa grossa lastra di marmo. Ed è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Catania il 53enne che ieri sera è stato ferito con una fucilata mentre percorreva in auto la via Balatelle nel rione di San Giovanni Galermo. L'uomo, che ha precedenti per i reati contro il patrimonio, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per estrarre alcuni frammenti che si sono confiscati in diverse parti del corpo. Sulla vicenda indaga la squadra mobile di Catania. Nuovo passo falso della magistratura palermitana dopo la scarcerazione di una decina di capimafia per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Stavolta i giudici d'appello dimenticano un imputato nelle motivazioni della sentenza e la Cassazione ordina un nuovo processo. Ce ne parla Manlio Viola. Giustizia poca e non per tutti e soprattutto lenta fino allo sfinimento. Nuovo passo falso della magistratura palermitana dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini di una decina di presunti boss. Un altro imputato per mafia si vede annullare la sentenza per una distrazione dei magistrati. In appello i giudici si sono dimenticati il nome di Simone La Barbera, condannato a 3 anni e 8 mesi per estorsione, nelle motivazioni della sentenza, e la Cassazione ha dunque rinviato tutto a un'altra sezione della Corte d'appello per un nuovo processo, vanificando di fatto la sentenza stessa di condanna. Sono diventate invece definitive le condanne per mafia per Pietro Merendino, capomafia di Misilmeri, Francesco Fumoso di Villabate e Stefano Polizzi di Bolognetta. Il processo è il troncone celebrato con il rito ordinario nato dall'inchiesta Cupola 2.0 che nel 2018 scoprì il tentativo di riorganizzare di nuovo Cosa Nostra in quel territorio. Simone La Barbera in precedenza, insieme ad altri 3 imputati, era stato assolto in un altro processo sulle presunte estorsioni alle sorelle Napoli, Ina, Irene e Anna, titolari di un'azienda agricola tra Mezzoiuso e Corleone, salita alla ribalta delle cronache grazie alla trasmissione Non è l'Arena di Massimo Giletti, che aveva dedicato alla vicenda diverse dirette e servizi. Ancora a Palermo, nella casa confiscata alla mafia in via Decollati, attivate 3 telecamere. Dopo le intimidazioni dei giorni scorsi, tutto è pronto per accogliere le nuove famiglie. L'assessore Ferrandelli attende l'ok del prefetto per l'assegnazione. Sentiamo Marco Gulà. Quelle che vedete sono le 3 telecamere che riprendono H24 l'immobile di via Decollati a Palermo, confiscato al boss mafioso Algeri e tenuto sotto osservazione dopo le minacce dei parenti del mafioso alle famiglie assegnatarie della casa. 3 occhi che inquadrano il portone, il vicolo e la strada collegate direttamente alla centrale in control room della polizia municipale. 3 telecamere che dovrebbero destare una certa serenità a chi andrà ad abitare in questa casa, ma fino adesso non è stato
stato così. Altre famiglie hanno rinunciato alla casa. Abbiamo paura, hanno detto all'assessore comunale all'emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli, che però non demorde e dice: non appena il prefetto mi dirà che ci sono le condizioni per procedere, incontrerò i nuclei familiari disponibili ad abitare l'immobile e procederò con l'affidamento. In seguito agli atteggiamenti nei confronti degli assegnatari costretti a rinunciare da parte di alcuni parenti e amici della donna che aveva occupato illegalmente l'appartamento confiscato al padre per mafia, la zona è rimasta presidiata H24. Una vicenda che, nonostante siano passati quasi 2 mesi, non vede ancora i titoli di coda. Una famiglia è stata salvata da un incendio in casa in piena notte grazie ai miagoli del proprio gatto, di uno dei 2 gatti. È successo nel Siracusano, a Solarino. Il gatto eroe però alla fine non ce l'ha fatta. Sentiamo Francesco Loi. Mi sono svegliata col miagolio del gatto insistente. Andando verso la cucina, aprendo la porta, mi sono resa conto che c'era del fumo e che qualcosa era andato a fuoco. Salvi grazie al gatto, Ray. Nella notte tra martedì e mercoledì a Solarino, nel Siracusano, si è sfiorata la tragedia. Dormivano tutti, lei e le sue 2 figlie di 17 e 8 anni, quando è scoppiato l'incendio, forse partito da una poltrona elettrica. Il miagolio ha dato l'allarme. Questa foto, scattata un giorno prima, oggi la tiene molto cara. Mi sono svegliata e recata verso il salone. Quando ho aperto la porta non si vedeva nulla, già era pieno di fumo nero. Ma i gatti in casa erano 2. Uno si è salvato, l'altro, diventato eroe, non ce l'ha fatta. Le mie figlie sono state, nonostante la situazione, sono state bravissime, sia Marisa che Desiree, perché dal primo momento si sono fidati della mamma che le parlava, che ho cercato di tranquillizzarli, e si sono fidati di quello che gli ho detto io. Qualche giorno dopo, la figlia più piccola è ancora in ospedale. Lei intanto ripensa a quanto successo. Poteva finire molto peggio, è la certezza che ci ripete spesso. Io e Marisa siamo stati 2 giorni con l'ossigeno, avevamo dei valori molto alti nel sangue, come anche Desiree. Desiree sta migliorando giorno per giorno, però ha ancora bisogno di qualche giorno in più di ossigeno. A Catania, inaugurata la 4ª isola ecologica, l'obiettivo è cercare di migliorare la raccolta differenziata. L'assessore all'ecologia Massimo Pesce, fondamentale il ruolo dei centri di raccolta. Tonino De Mana. Ancora una volta l'utilizzo dei fondi europei, in questo caso i fondi del Prometro, è andato a buon fine, è stato realizzato questo centro di raccolta. Non sappiamo se riuscirà a risolvere l'atavico problema dei rifiuti, ma almeno bisogna provarci. È stata inaugurata a Catania la 4ª isola ecologica, la più grande della città, allestita in via Fratelli Cairoli, angolo via Ammiraglio Caracciolo. Presenti i vertici di Gema e gli assessori comunali Parisi e Pesce, che hanno sottolineato l'importanza del nuovo centro di raccolta, tassello fondamentale per cercare di migliorare una raccolta differenziata che, inutile nasconderlo, stenta a decollare. Noi riteniamo che l'isola ecologica riveste un ruolo fondamentale nella raccolta dei rifiuti in città. Per chi conferisce vi è una premialità che si traduce in uno sconto sulla Tari. Il nuovo impianto si estende su una superficie di ben 5.000 metri quadrati e dispone di un'area studiata per facilitare il conferimento dei rifiuti differenziati. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai rifiuti da apparecchiature elettroniche grazie alla creazione di un'area specifica. Il centro di raccolta sarà accessibile al pubblico da lunedì al sabato con orario continuato dalle 9.30 alle 15.30. Nascite, nuovo record negativo anche in Sicilia nel 2023, sono 13.000 in meno, sempre più coppie decidono di non fare figli, spesso per motivi economici. Marco Culla. Ci sono sempre meno bambini in Italia. Nel 2023 le nascite segnano un nuovo record negativo, scendendo a 379.890, 13.000 in meno rispetto al 2022, con un calo del 3,4%. Dati nazionali che ovviamente riguardano anche la Sicilia. Si fanno sempre meno figli e uno dei motivi principali è il problema economico. Gli stipendi in Italia sono molto contratti rispetto all'Europa. Questo governo sta cercando di supportare, la famiglia con alcuni strumenti che non sto qui ad elencare perché conosciuti, però non basta, le famiglie hanno bisogno di più sostegno.
C'è anche chi non ha voluto fare figli proprio perché non avrebbero potuto mantenerlo e allora la decisione di rinunciarci, seppur con rabbia e dolore. Io e mia moglie non possiamo avere figli perché con le esigenze, con l'economia è troppo cara, io ho deciso con mia moglie non avere figli. Una scelta non facile, dettata però dalle condizioni economiche non idonee a mantenere un figlio. Come questa coppia, anche tanti altri nuclei familiari hanno detto no ad avere altri figli. Sì, abbiamo parlato con mia moglie, abbiamo deciso di fare questa decisione definitiva perché la vita è troppo cara. I figli da mantenere, quello che ci vogliono ogni giorno ci vuole. Scuola, vestiti, sappiamo tutto di quello che ci vuole di un nucleo familiare, assolutamente. Vi pesa questa decisione? Assolutamente sì. Io, avendo io e mia moglie, su per giù possiamo sopravvivere, ma avendo dei figli è una responsabilità grande. C'è stata una fuga di gas da un tombino in via Sacco a Venzetti a Palermo. A lanciare l'allarme è stato un poliziotto in servizio d'ordine durante il festino dello Sperone che si sta tenendo nel pomeriggio, che si teneva nel pomeriggio. I controlli dei vigili del fuoco hanno accertato la presenza di una perdita. Stanno intervenendo anche i tecnici della MG Gas per riparare la conduttura. La zona attorno alla perdita è stata messa in sicurezza. Anche il sindaco Roberto Lagalla era presente alla manifestazione. Andiamo adesso a Priolo. Gli impianti Eni di Priolo e Ragusa investono 2 miliardi in riconversione green, ma questo metterebbe a rischio oltre 1000 posti di lavoro. Il nuovo piano industriale così prospetta la chiusura dell'impianto di etilene entro il 2026. Desiree Ferlito. L'ambizioso progetto di riconversione green degli stabilimenti Eni Versalis di Ragusa e Priolo potrebbe mettere a rischio 1000 posti di lavoro. Dopo l'incontro a Roma tra i vertici aziendali e i sindacati nazionali e territoriali di categoria, è stato annunciato che nel nuovo piano industriale di Eni non ci sarà l'impianto di etilene attualmente attivo a Priolo e quello di polietilene a Ragusa. Questa decisione mette preoccupazione ai lavoratori. Dismettendo l'impianto di etilene sia a Priolo che a Brindisi si chiude per sempre la storia della chimica italiana. Noi invece pensiamo che il settore chimico sia ancora un settore molto importante e che questo paese non può permettersi di chiudere e importare prodotti dall'estero. 2 miliardi di investimenti e un taglio di emissioni di 1 milione di tonnellate CO2. Il nuovo piano industriale dell'azienda però prospetta la chiusura dell'impianto entro il 2026. L'azienda ha annunciato la realizzazione di 2 nuovi impianti assicurando che i posti di lavoro verranno mantenuti. Il progetto è un progetto ambizioso, però non possiamo permetterci di chiudere oggi l'impianto di etilene e costruire successivamente gli impianti che Eni vuole costruire a Priolo. Sulla questione interviene il PD, che chiede conto al governo sulle presunte dismissioni all'interno del polo industriale della Sicilia orientale. Barbagalla e Nicita, firmatari dell'interrogazione al ministro Urso, pretendono rassicurazioni e garanzie precise per i lavoratori del comparto. C'è preoccupazione per 36 pazienti dell'ospedale Arezzo di Ragusa, ai quali è stata sospesa la seduta di chemioterapia. Sentiamo i dettagli da Veronica Barbarino. La situazione è sempre più critica negli ospedali del Ragusano. Un guasto tecnico, l'elevata richiesta di cure e un problema di dotazione organica sono i fattori che si ripropongono in quasi tutte le strutture sanitarie locali, creando disservizi. Ultimo caso, quello di giovedì scorso, che ha creato allarmismo fra i 36 pazienti chemioterapici in cura all'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, ai quali è stata sospesa la seduta di chemio in programma. Noi abbiamo il piacere di avere una struttura importante come l'UFA, che è stata da poco realizzata, e ovviamente dà molta sicurezza, però la sicurezza tante volte non si sposa con la velocità, per cui un guasto tecnico che è avvenuto ha bloccato quel giorno le terapie. Queste terapie sono state comunque riprogrammate nei giorni a venire e oggi possiamo dire che le abbiamo recuperate tutte. In reparto non è mistero che sussiste anche un problema di dotazione organica dovuto allo scarso numero di infermieri. Noi partiamo dall'anno scorso da circa 40 terapie che preparava la farmacia, oggi siamo arrivati a 90-100 terapie al giorno che prepara l'UFA.
Quindi questa cosa da un lato insomma ci gratifica e ci fa vedere come noi siamo al passo dei tempi, al passo delle richieste della popolazione, però di contro l'aumento costante, continuo, comporta che noi dovremmo adottare costantemente aumenti di personale, aumenti di spazi, di poltrone, di DH, eccetera. È quello che comunque stiamo facendo e cerchiamo di fare per dare risposte. Dal 1° novembre dovrebbero arrivare 2 unità di infermieri per potenziare l'organico. Polio, pace e guerra è stato il tema di un convegno del Rotary International organizzato a Catania nell'aula magna del convitto Cutelli. I lavori sono stati aperti dal presidente Rotary Catania Sud con un seminario di sensibilizzazione di particolare importanza nel contesto attuale di crisi mondiale e di conflitti. La poliomelite, una malattia devastante che può causare paralisi permanente e persino la morte, è stata una delle principali sfide sanitarie globali per decenni, con il Rotary che sta giocando un ruolo determinante guidando campagne di sensibilizzazione, raccolte fondi e vaccinazione di massa per proteggere milioni di bambini in tutto il mondo. Noi con questa notizia ci fermiamo per una pausa, ma torniamo tra poco con lo sport. Bentornati in diretta, parliamo del calcio. Il Catania si prepara al Tour de Force con 3 partite in 8 giorni. Domenica sfida casalinga contro il Latina, per Toscano scelte obbligate a centrocampo. Inglese confermato in attacco. Sentiamo Francesco Triolo. La voglia di partire col piede giusto in quello che sarà un trittico di gare importante. In appena 8 giorni il Catania scalda i motori per la gara di domenica al Massimino contro il Latina, consapevole che proprio le prossime 3 partite possono dare un'accelerata alla scalata, al vertice della classifica del girone. Di fronte un Latina reduce dalla sconfitta contro l'Altamura, che è costata anche la panchina a Padalino e che arriverà in Sicilia con il tecnico della Primavera, Spiridigliozzi, come guida tecnica della squadra. Toscano sa bene che gli scossoni provocano sempre reazioni, quindi non si fida, sa che può contare su una certa abbondanza in attacco, dove dovrebbe partire titolare Roberto Inglese, a differenza della gara di Foggia, dove dal primo minuto ha iniziato Montalto. Più complicata la situazione invece a centrocampo, dove Di Tacchi e Sturaro sono out per i noti infortuni. De Rose è sulla strada del rientro, ma ancora non è utilizzabile, quindi la scelta di Toscano potrebbe essere per un centrocampo muscolare con Quaini e Luparini, o più tecnico con Carpani e un Jimenez apparso in palla. Il mio ruolo principale è il trequartista, ma ho fatto mezzala, ho fatto pure il play se c'è stato bisogno a Vicenza, e quindi dove c'è bisogno io mi adatto e cerco di farlo al massimo. E vedo anche sui social molto affetto dai tifosi, non so, magari per il mio gioco, per un gioco che qua magari in Serie C si vede meno, un gioco tecnico, un gioco che fa divertire il pubblico, e sono pronto a farlo per tutta la stagione. Bene, il TG finisce qui, per questa sera è tutto. Io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi ringrazio per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata, arrivederci.